Buongiorno, sono Tracchelaria, una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Brera e oggi sto presentando il mio progetto dal nome Find Yourself. Questo progetto nasce da una ricerca interiore che io ho svolto nel corso di questi anni. Mi sono sempre un po' specializzata alla ricerca della fisionomica e della psicologia all'interno dell'uomo, e il tutto nasce da una domanda, cioè chi sono io, chi voglio essere, cosa vorrò fare in futuro. E allora da qui nasce l'idea di creare un progetto dove le persone possano rispecchiarsi ma allo stesso tempo perdersi. E da qui è nata anche la scelta del luogo, che è il labirinto appunto del Parco Giardino Sigurtà, che è un luogo importantissimo per me perché io ci passavo la mia infanzia, ho delle foto, dei video con la mia famiglia all'interno del parco, e quando all'inizio del progetto avevo in mente l'idea di un labirinto, ho scoperto poi che all'interno del Giardino Sigurtà appunto era stato creato questo labirinto, e da qui l'idea subito di contattarli e provare a inserire quest'opera all'interno di questo luogo. E quindi da qui è nato il progetto Find Yourself. Questo è un pannello del progetto, è composto da 21 pannelli in realtà e durerà una decina di giorni, quindi venite presto a visitarlo all'interno del labirinto del Parco Giardino Sigurtà. Tutti i pannelli sono stati realizzati, l'idea all'inizio attraverso schizzi, quindi matite, pastelli, e poi attraverso l'utilizzo del computer, e sono stati pensati proprio per essere incastrati all'interno della parte inferiore della cupola, e quindi ogni pannello è stato realizzato per la determinata posizione, per una determinata posizione, proprio per questo ogni pannello è numerato. Questo ad esempio uno dei pannelli che ho realizzato attraverso un telaio in legno, abete piallato, che poi ho unito, ed è tutto rivestito. In realtà anche qui ogni telaio è stato tagliato in modo tale appunto che possa incastrarsi sotto e sopra la scala, ed è stato rivestito da una pellicola chiamata Pet Mirror. Ed è una pellicola appunto specchiante, dove le persone alla fine del labirinto, quindi nel perdersi all'interno del labirinto, poi si ritrovano specchiati, e quindi questo rispecchiarsi tra le persone con cui hai svolto questo percorso e il luogo stesso in realtà del labirinto, quindi del Parco Giardino Sigurtà.